Benvenute a tutte e a tutti a quest'altra puntata del ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Oggi abbiamo come relatore il professor Carlo Pucillo, che è professore ordinario di patologia generale e immunologia nel Dipartimento di Area Medica e ci parlerà di un tema che già dal titolo ci incuriosisce, anche perché ha voluto dare una notazione quasi divertente a qualcosa che per noi è tendenzialmente inquietante, cioè i virus. Il titolo del talk è L'esilarante dualismo tra uomini e donne nella suscettibilità, nei sintomi e nella difesa contro i virus. Approfitto della presenza della professoressa Maria Cristina Nicoli, che è componente del CUG, per chiederle di presentare Carlo Pucillo, che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma a noi piace presentare i nostri ospiti. Prego Cristina. Grazie Valeria, hai ragione, Carlo non ha bisogno di presentazioni, ma per me è un onore, come dire così, raccontare qualcosa su Carlo. Come tu hai ricordato, Carlo è professore ordinario di patologia generale e di immunologia. Carlo, come forse possiamo immaginare anche dal suo vaghissimo accento campano, diciamo, è di origine campana e non a caso completa i suoi studi di medicina a Napoli, alla Federico II, dove consegue anche la specializzazione. Però è a Udine di fatto che Carlo inizia la sua carriera accademica, prima come ricercatore, poi come professore associato ed infine come professore ordinario, e dove costruisce una scuola di immunologia che ha una notevole valenza a livello sia nazionale che internazionale. Ricordo da questo punto di vista che Carlo è stato spesso anche guest scientist in numerose istituzioni di ricerca a livello internazionale. Però a me piaceva questo contesto per ricordare anche un altro aspetto di Carlo. Carlo ha dedicato parte del suo tempo, al di là della ricerca, anche all'istituzione, all'Università di Udine. L'ho conosciuto come delegato alla ricerca del suo dipartimento, ma mi piace in questo caso ricordare che dal 2017 generosamente dedica parte, molto tempo, anzi oserei dire molto tempo, al coordinamento del nucleo di valutazione. Io credo che questi aspetti vadano anche ricordati, perché il nucleo di valutazione è una struttura, come dire, molto importante, e il lavoro che svolge in quell'ambito è di grandissima responsabilità, ma anche fondamentalmente difficile, perché il nucleo talvolta ci deve ricordare quali possono essere i nostri colli di bottiglia, i nostri talloni di Achille, le nostre criticità fondamentalmente come stimolo per migliorare, per crescere. Ecco, questo ruolo quindi è di grande responsabilità, ma anche talvolta anche difficile, perché talvolta le cose che Carlo ci dice non sempre ci fanno particolarmente piacere, perché noi avremo voglia di sentirci dire che siamo sempre meravigliosi e bravissimi. E quindi mi piace cogliere questa occasione anche per ringraziare Carlo per il lavoro che ha fatto e che sta facendo. E con questo io ho concluso. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio per le belle parole sia di Valeria che di Cristina. Certamente sono conosciuto per quello che è il mio ruolo di rompiscatole, per quello forse sono noto, però oggi vi voglio parlare di qualcosa che un po' ci interessa di più per quello che stiamo vivendo, sia perché è un po' la storia dell'umanità, parte da molto lontano. E infatti vorrei partire proprio da lontano e dal profondo. Sì, da lontano perché ancestralmente, molto filogeneticamente, molto distante da noi. Questo qui è la rana pescatrice, forse uno dei pesci più bizzarri che abbiamo nel nostro mare, anche molto profondo, un pesce di profondità. E vedete in questa figura il maschio e la femmina. La femmina è quella grande, il maschio è quello che ha morso, sta sopra. È una simbiosi, un parassitismo molto particolare. Il maschio morde la femmina ed è la sua fine, perché di lì si congiunge, si fonde con la femmina e unisce quello che il suo apparato di genere gli scompare. E poi è un organismo estraneo. E noi sappiamo che se uniamo due organismi e li fondiamo, uno dei due è prevalente, distrugge l'altro, cioè la risposta del suo sistema immunitario che elimina quello che è estraneo, non quello che è pericoloso.
E in questo caso il maschio non fa altro che eliminare il suo sistema immune, userà il sistema immunitario della femmina per difendersi e sarà un unico organismo. Questa capacità di superare il proprio essere e adattarsi all'altro è qualcosa che è comune anche a molte altre specie viventi. E le differenze nel sesso portano sempre ad una caratteristica che è comune. Vedete, dal riccio di mare fino attraversando quello che è la drosofila, cioè il moscerino della frutta, giungendo fino all'uomo, una caratteristica che differenzia i sistemi immunitari dell'uomo e della donna è che, o meglio delle femmine e dei maschi, è quello che il sistema immunitario femminile è molto più forte, molto più potente, anche molto più resiliente nei confronti di quello che è la riparo che c'è dopo la lesione rispetto a quello del maschio. Quindi per questo la rana pescatrice maschio ha preferito utilizzare o servirsi del sistema immunitario della parte femminile. Però l'argomento di oggi, e poi ritorneremo alla fine sulla rana pescatrice, da dove abbiamo iniziato la nostra discussione, è quello delle infezioni virali. Le infezioni virali sono infezioni una diversa dall'altra, perché i virus sono tantissimi. Ce ne sono alcuni che si trasmettono per via indiretta, diretta, attraverso le mucose. Ce ne sono altri invece che hanno necessità di un taglio superficiale per penetrare all'interno dei tessuti sottocutanei e invadere quello che è l'organismo, per esempio il virus dell'HPV oppure il virus dell'epatite B. Mentre virus indiretti, tra questi sicuramente quello che oggi ha maggiore attenzione è SARS-CoV-2, responsabile di una malattia che è il Covid-19. Che cosa ha di particolare questo virus? Questo virus, come qualsiasi virus, per entrare all'interno di una cellula, infettare la cellula e utilizzarla per poi replicarsi ed espandersi, ha necessità di un aggancio sulla superficie della cellula, riconoscere qualcosa ed entrare. Per esempio il virus dell'epatite B è un virus epatotropico, cioè va a localizzarsi all'interno degli epatociti, perché sulle epatociti c'è un recettore che lui lega e permette l'ingresso all'interno della cellula. Così SARS-CoV-2 utilizza un recettore particolare, il recettore si chiama ACE2, è un enzima, cioè una molecola, una proteina che taglia altre proteine, fa un'attività. L'attività di ACE2 è quella di tagliare, di convertire l'angiotensina 1, che è un ormone che serve per aumentare la pressione banalmente, lo converte e lo taglia in un peptide, in una proteina più piccola che invece ha la funzione contraria. Quindi l'avere ACE2 serve a modulare quello che è la pressione. Il problema fondamentale è che SARS-CoV-2 utilizza questo recettore per entrare nelle cellule, quindi chi ce l'ha è infetto, ce l'abbiamo tutti e l'abbiamo esposto su quali superfici? A livello polmonare, a livello gastroenterico e a livello endoteliale. La differenza fondamentale tra uomo e donna è che ACE2 è espresso sul cromosoma, è contenuto sul cromosoma X. Ne abbiamo due di cromosoma X. Normalmente il cromosoma X viene spento, un sistema che si chiama l'ionizzazione, cioè una cellula sceglie se tenere acceso quello che proviene dal papà o quello che proviene dalla mamma. E già lì c'è una grande differenza, perché l'ambiente in cui è stato tenuto per anni quel cromosoma ha condizionato anche la capacità di espressione delle proteine delle proteine, dei geni che vi sono contenuti all'interno. E infatti il cromosoma X che viene da mio padre funziona, il cromosoma X che proviene dal papà all'interno di una donna funziona meno bene rispetto a quello che proviene dalla mamma. Una femmina ha questi due cromosomi, uno funziona un po' bene, uno funziona benissimo. L'uomo ce n'è uno solo e non gli funziona tanto bene, quindi è stato condizionato. ACE2 quindi è molto più espresso nelle donne. L'altra caratteristica è che poi questi due cromosomi, che normalmente sono spenti uno dei due all'interno delle cellule del nostro organismo, nelle cellule del sistema immunitario spesso sono accesi entrambi. Quindi l'espressione di queste molecole è molto più alta. Che cosa porta questo alla donna? La donna sicuramente viene infettata, ce ne ha tanti, però il fatto di averne molti permette di far sì che a livello polmonare e a livello ematico l'eccedenza di ACE2 non occupato dal virus permette di controllare quello che è il processo pressorio e quindi di limitare anche i danni, quindi la donna soffre meno di quelle che possono essere le conseguenze dell'infezione, la risolve più facilmente con conseguenze meno gravi.
Però questo benedetto cromosoma X quindi favorisce quello che è l'ingresso, ma favorisce anche la sopravvivenza migliore della pressione all'interno delle donne. Benedetto cromosoma X, sì, è vero. Questa figura che voi vedete è una magnificazione di una microscopia elettronica che permette di rilevare in violetto, purple, il virus, e in verde le cellule che sono danneggiate. I virus ne sono tantissimi, si replicano velocissimamente, sono di numero superiore addirittura alle cellule contenute nella figura. Quindi significa che la lesione e l'ingresso del virus è qualcosa di estremamente veloce, estremamente grave, perché la sua diffusione potrebbe essere massiva nell'organismo e in poco tempo eliminare l'ospite. Per fortuna però noi abbiamo dei sistemi difensivi, anch'essi sono derivati filogeneticamente da molto lontano, e l'abbiamo evoluti, migliorati, e abbiamo due strategie di difesa. Una prima è definita immunità innata, cioè nasce con noi, cioè il fatto stesso di averla cute è un sistema difensivo. E poi è un secondo tipo di immunità che è più specializzata, si chiama adattativa, cioè si adatta alle caratteristiche dell'invasore e viene acquisita, che è un altro sinonimo, cioè viene acquisita in quanto si sviluppa soltanto dopo aver incontrato quello che è il patogeno in questo caso. Ma perché questo? Perché l'adattabilità e l'acquisizione richiedono tempo, quindi ci deve essere qualcosa che controlli, che contenga quello che è l'espansione iniziale del patogeno, e per questo ragiona l'immunità innata. L'immunità innata la conoscete tutti benissimo, l'avete apprezzato, cioè ogni qualvolta c'è il superamento di una nostra barriera, l'immunità innata entra in gioco. L'immunità innata la riconoscete perché ha dei segni che addirittura sono stati descritti da Ippocrate, sono stati meglio da Tucidide, ed erano quelli del calore, rossore, tumore. Li apprezzate ogni qualvolta la vostra cute ha un problema, o avvertite un danno, vi è un processo infiammatorio. Il processo infiammatorio non è altro che questo, e tutti questi segni, il calore, il rossore, l'aumento stesso del volume del tessuto dovuto all'edema, sono dipendenti da alterazione del circolo, ed in alto potete vedere un ingresso di un danno all'interno del tessuto, l'ingresso di patogeni, e vi sono delle cellule che entrano in gioco, che vengono trasportate dal sangue, entrano nei tessuti, entrano in contatto con quello col patogeno e con quello con la ferita, e cercano di controllare, di contenere l'espansione dell'invasore. Questa cellula in particolare è una cellula che fagocita, e ci sono tanti fagociti nel tessuto, ci sono vari nomi, sono la cellula macrofagica, c'è la cellula dendritica, la cellula neutrofila, tutti fanno fagocitosi, tutti inglobano quello che entra in contatto con la loro superficie. Però se ci sono cellule diverse, probabilmente ognuna avrà una differenza rispetto alle altre, tutte mangiano al banchetto dell'infiammazione, però ce n'è una diversa dalle altre, una che potremmo chiamare un po' meridionale, cioè ha mangiato, non paga in conto e se ne scappa, ed è la cellula dendritica che vedete raffigurata qui accanto. Ha mangiato, è scappata, ma dov'è che scappa? Lei va trasportata dalla linfa all'interno di quelli che sono i linfonodi, ma nel corso di questo percorso lei fa un lavoro, chiamiamolo sporco. Lei ha fagocitato il virus, l'ha pulito, lo spoglia di quello che è il suo involucro, cioè lo disseziona, lo scorpora del suo involucro e va ad analizzare il suo contenuto. L'analisi del suo contenuto gli deve permettere di discriminare se quello che ha fagocitato, cioè che ha mangiato, è qualcosa di estraneo oppure è qualcosa del tessuto, perché c'è stato il danno, e può aver endocitato, fagocitato, cioè mangiato, quelle sono proteine del tessuto stesso. E invece lei deve discriminare, per poter dare l'allarme, che ci sia stato all'interno di ciò che ha fagocitato qualcosa di estraneo. E la dendritica ha una serie di molecole che sono meravigliose, si chiamano Toll, grandi, dal tedesco che per prima le individuò nella drosofila li chiamò Toll, e noi che della drosofila abbiamo alcune caratteristiche con questi recettori, li abbiamo simili, quindi abbiamo i Toll-like receptor. I recettori cosa sono? Sono dei sensori, servono a riconoscere qualcosa, ne abbiamo di diverse classi, ognuna di questi sensori ha la caratteristica di riconoscere non specificamente qualcosa, ma qualche caratteristica chimico-fisica che le cellule del nostro organismo non hanno,
ma hanno quelli dei patogeni. All'interno del vacuoli di fagocitosi, cioè di ciò che è stato portato all'interno della cellula, vi sono alcuni particolari toll, tra cui uno ci interessa in modo particolare per il nostro racconto. Si chiama Toll-like receptor 7, cioè il settimo della famiglia, è il settimo figlio. Che ha di caratteristico? Questo TLR7 riconosce specificamente gli RNA a singolo filamento e guarda caso SARS-CoV-2 ha un filamento di RNA come suo materiale genetico, cioè quello che trasporta le informazioni perché poi possa infettare la cellula e replicarsi nel suo interno. Che ha di particolare questo toll-like oltre a riconoscere SARS-CoV-2? Che guarda caso ancora esso è espresso su quel benedetto cromosoma X, quindi un'altra differenza. La donna ha un altro vantaggio su questo. Certo però non tutti sono vantaggi in natura, alcuni sono svantaggi perché tutti noi siamo sottoposti a quello che può essere un adattamento a quello che l'ambiente. Uomo e donna si adattano e rispondono in maniera differente spesso a cose diverse. Questo toll-like receptor 7 ha una funzione importante, è una funzione di dire poi alla cellula guarda che ciò che tu hai mangiato è qualcosa di estraneo e quindi bisogna segnalare questa eventualità all'organismo di allertare altre difese che magari sono più specifiche. Ed inoltre fa esprimere alla cellula attraverso un signaling, attraverso dei messaggi, quelle che sono delle ulteriori difese specifiche, tra cui una che probabilmente di nome conoscete, si chiamano interferoni. L'interferone nella donna, l'alfa, è espresso più che nell'uomo. Che ha di caratteristica l'interferone? È una molecola di comunicazione tra cellule che serve a dire alle cellule che non sono state ancora infettate di esprimere, cioè di iniziare a produrre molecole enzimatiche, cioè che tagliano materiali virali e quindi le cellule diventano più resistenti all'infezione. Questo vantaggio la donna ce l'ha. TLR7 inoltre fa esprimere alla cellula molecole di comunicazione tra cellule, quindi la cellula va all'interno di quello che è il luogo di raccolta della linfa, che è il linfonodo. Quando uno ha un'infezione, un'infiammazione, quello che nota è l'ingrossamento di quello che possono essere delle palline sotto la mandibola, se uno ha un'infezione ai denti, nell'ascella, se nel cavo ascellare, se ha avuto un taglio sul braccio e via discorrendo. Il linfonodo è la zona in cui la dendritica porta l'informazione che è raccolta nel sito infiammatorio, cioè dove c'è stato il danno, la penetrazione del patogeno. Entra nel linfonodo e poiché in natura non si spreca nulla, la dendritica è una cellula poi molto vecchia, come mia nonna riciclava tutto, dal filo di spago al pezzettino di pane per fare la torta il giorno dopo. La dendritica fa lo stesso, ha privato quello che era intorno, che era di proteine per vedere che c'era all'interno del virus, ma quello che invece era all'esterno, che è di proteine, lei lo taglia, lo tagliuzza, lo fa in piccoli frammenti e lo presenta, cioè lo fa vedere all'altro braccio dell'immunità, all'immunità di tipo adattativo, e in particolare gli linfociti T. Il linfocito T ha questo nome perché nasce nel timo, si differenzia nel timo. La caratteristica del linfocito T è che a differenza delle dendritiche, che sono tutte uguali tra di loro e fanno la stessa funzione, la cellula T invece è leggermente diversa. Noi ne abbiamo 1 miliardo, o meglio molti di più. Ogni singola cellula di questo miliardo ha una caratteristica che la distingue dalle altre, cioè è in grado di riconoscere una singola cosa. Quindi i miliardi di cellule che ho riconoscono miliardi di cose differenti l'una dall'altra, ma ne ho una sola. Quindi questa deve riconoscere quell'una, quel pezzettino che gli viene presentato, ed è sempre una, ed andare incontro a quello di sviluppare, di attivare quello che è l'immunità adattativa. Fa parte dell'immunità adattativa perché una sola di queste cellule si adatta perfettamente a quello che sta vedendo. L'immunità adattativa sono dei meccanismi specializzati che per combattere i patogeni sono molto precisi, cioè vanno a riconoscere esattamente quella caratteristica che il patogeno aveva. Se il patogeno è esattamente uguale a quello che sono le proteine del mio organismo, basta una singola piccola frazione, piccolissima di differenza, l'immunità adattativa la riconosce e lo utilizza come bersaglio per la sua attività. Si sviluppa dopo un primo incontro, infatti quando spesso parliamo di vaccini, la prima dose non è protettiva, si aspetta il richiamo perché ha necessità di espandersi, di capire come analizzare, perché le risposte sono diverse.
Immaginatevi la differenza tra eliminare un qualcosa all'esterno delle cellule e qualcosa all'interno delle cellule. Gli anticorpi non sono in grado di entrare in una cellula, funzionano meglio su cose all'esterno. L'altra classe di linfociti di cui parleremo, i CD8, invece sono in grado di uccidere le cellule e quindi ammazzano ciò che vi ha anche all'interno. La dendritica, la vedete in alto, sulla sinistra, comunica con varie cellule. Ci sono due tipi di cellule con cui sta comunicando. Uno si chiama CD4 e l'altro CD8. Li definiamo in maniera più semplice. I CD4 sono helper, cioè aiutano, sono un po' i regolatori della risposta immunitaria. I CD8 invece sono citotossiche, cioè ammazzano cellule. Quindi ammazzano cellule su cui riconoscono qualcosa di estraneo e quindi nel caso di questa infezione virale vanno a riconoscere quelle che sono cellule infettate dal virus. I CD4, gli helper, una volta che hanno riconosciuto l'antigene, o meglio ciò che gli è stato mostrato dalla dendritica, non fanno altro che acquisire un'infinità di altre informazioni, perché non è semplice capire cosa fare e la helper deve acquisire quell'informazione e trasferirla. E tanto è vero che poi inizia ad esprimere geni differenti, proteine differenti, molecole differenti. Queste molecole possono essere espresse in relazione a quello che la cellula dendritica gli ha comunicato, e proviene da un virus, proviene da un batterio, e in funzione di questo la cellula helper inizierà poi ad elaborare delle risposte che sono utili a eliminare i batteri, i virus, i parassiti, le cellule tumorali. A seconda di quello che andrà a fare questa cellula helper, cioè cosa andrà ad aiutare, avrà vari nomi. In verità sono semplici da ricordare, sono numeri sequenziali. Abbiamo le TH1, le TH2 e via discorrendo. Ognuna di esse ha una caratteristica. Le donne hanno una maggiore predisposizione a fare risposte e quindi a sviluppare una risposta di tipo TH2. I maschi più di TH1, ma TH2 e TH1 che differenza hanno? Per renderla semplice, le TH2 sono quelle che sono responsabili in parte delle allergie. Le TH1 invece sono responsabili in parte di fare infiammazione, sono molto più reattive, molto più incazzose. Le due cellule TH1 e TH2 spesso non vanno d'accordo, tanto è vero le TH2 spesso contribuiscono a spegnere le risposte TH1, cioè se uno fa una risposta a TH2 nel frattempo dovrebbe partire una risposta tossica a TH1, a TH2 la spegne. Quindi la donna ha una maggiore capacità di spegnere risposte infiammatorie eccessive e questo in una risposta nei confronti di SARS-CoV-2 è fondamentale. Per quale motivo? Perché la risposta infiammatoria esagerata è quella che crea realmente il danno e porta allo sviluppo anche di fibrosi polmonare come riparo di quello che è stata una lesione massiva che il processo infiammatorio TH1 dipendente ha potuto procurare. La cellula helper poi comunica anche con i linfociti B e la comunicazione con i linfociti B sono cellule che hanno questo nome B perché vengono dal bone marrow, cioè dal midollo osseo, sono linfociti e come i linfociti T anche essi hanno una caratteristica particolare, ogni singolo linfocita B che possediamo produce un'immunoglobulina diversa dagli altri, quindi le cellule T helper contribuiscono a selezionare quei linfociti B che saranno utili per la risposta, in questo caso nei confronti di SARS-CoV-2 o in generale nei confronti delle risposte immunitarie. Anche qui vi è un'altra caratteristica e ancora il cromosoma X aiuta queste benedette donne. C'ha la superficie del T helper per comunicare per la cellula B e per dire alla cellula B che deve produrre anticorpi e anche la quantità che ne deve produrre, utilizza un altro contatto superficiale, in questo caso sensore ligando, cioè quello che è il recettore troverà sulla superficie della B quello che è il suo ligando e viceversa. Queste molecole si chiamano CD40 ligando e CD40, cioè l'una lega l'altra. Questa molecola, il CD40 ligando espresso sulle cellule T, è codificato nel cromosoma X e quindi di nuovo la donna ha un vantaggio selettivo, ne esprime di più, è molto più forte la stimolazione delle helper delle donne sulle cellule B dello stesso agente individuo e li porta a produrre risposte anticorpali maggiori. Questa interazione poi ha anche una funzione importante in quello che è stabilire per mantenere la memoria immunologica, cioè per far sì che il sistema immunitario ricordi più a lungo di questa interazione, hanno una memoria maggiore. E in effetti la risposta
vaccinale, per quelli che sono i dati, così come per quella che è la persistenza di anticorpi specifici nei confronti dei virus, è maggiore nelle donne piuttosto che negli uomini, e questo è dipendente da questa ulteriore interazione, possibilità che hanno le donne di interagire meglio con il loro bambini rispetto agli uomini. A questo punto l'immunità innata e l'immunità specifica hanno iniziato a sviluppare quelli che sono anticorpi, oppure cellule che abbiamo chiamato CD8 citotossici, in grado di eliminare quello che è il patogeno. L'immunità innata e l'immunità adattativa, quindi dialogano tra di loro. L'immunità adattativa produrrà anticorpi e produrrà cellule citotossiche per eliminare cellule infettate, l'anticorpo invece ha una funzione diversa. L'anticorpo non è in grado di uccidere una cellula infettata, ma ha una funzione ancora più importante, cioè di protezione, di prevenzione, perché impedisce che il virus possa entrare nelle cellule, perché se l'anticorpo, che è una molecola molto grande, va a legare quello che è la superficie del coronavirus, quindi della spike che riconosce ACE, il virus non sarà in grado di legare la superficie delle mucose e quindi penetrare all'interno, e sarà molto più facilmente rimovibile da cellule che non sono infettabili come le dendritiche, che le elimineranno mangiandose e favorendo di quello che è l'appetito che gli è venuto. In questa diapositiva sono riportate quelle che sono un po' la ricapitolazione dei meccanismi che vi ho accennato, che fanno la differenza tra uomo e donna in questa infezione Covid-19. In rosso sono le molecole che sono espresse sulla superficie delle cellule e che sono codificate all'interno del cromosoma X. Sono maggiormente espressi nella donna piuttosto che nell'uomo. Nelle cellule del sistema immunitario entrambi i cromosoma X funzionano, anche se parzialmente, ma quindi portano a un'espressione maggiore di molecole sensori del virus AC2, sensori del materiale genetico del virus una volta che la cellula fagocitica dendritica l'ha internalizzato, TLR7 e TLR8, e di molecole di connessione con quello che sono le cellule T follicolari. In verità qui vi è un errore, vi dovrebbe essere un'inversione tra i due colori, cioè tra le due scritte, il CD40L è sulla superficie delle T, il CD40 sulle cellule dendritiche e sulle cellule B. Quindi questa comunicazione continua, in cui la T è in grado di comunicare con B e con dendritiche, avviene attraverso molecole che sono tipicamente espresse sul cromosoma X. Quindi la donna è favorita nel riconoscimento e nella sopravvivenza di quello che è la sua sopravvivenza, in quanto è in grado di mantenere meglio quello che può essere il controllo del processo infiammatorio, e poi è anche abile nel riparare meglio i tessuti. Vi è un'altra fase della risposta immunitaria che è fondamentale, quello dello spegnimento della stessa. Se una risposta immune continuasse fino all'esaurimento totale di ciò che è stato attivato, sarebbe morto anche l'individuo. Quindi vi deve essere un sistema di regolazione, di spegnimento della risposta immunitaria. In questo partecipa un'ulteriore cellula, si chiama T, e poiché regola la risposta sopprimendo, si chiama T regolatoria. Questa cellula diventa tale perché al suo interno viene espresso un particolare gene, quindi si chiama FOXP3. FOXP3 si trova sempre sul cromosoma X, quindi la donna ha una maggiore capacità anche di controllare la risposta immunitaria. Nel riparo dei tessuti vi è la possibilità che il tessuto possa essere protetto perché ha una migliore capacità, per esempio, di depositare collagene, oppure anche una migliore capacità a livello superficiale di produrre muco e quindi limitare che i virus e i patogeni entrino in contatto con le superfici epiteliali. Un altro gene espresso sul cromosoma X è fondamentale, si chiama interleuchina 13 receptor, cioè è il sensore di una molecola che viene rilasciata nei processi infiammatori e che è utile per riparare i tessuti. Questo recettore è espresso a livello delle globule cell che producono muco o a livello dei fibroblasti per produrre collagene. Quindi la donna ha maggiore possibilità poi di contenere, di raffreddare quello che è il processo infiammatorio grazie alle cellule regolatorie, ma anche in grado di favorire meglio quello che è il riparo rispetto a noi maschietti. Ma le differenze sono molteplici, ci sono molte differenze che passano attraverso l'espressione e l'attivazione di cellule, ma l'ultima cosa che volevo indicarvi è quella della
difficoltà che questo controllo poi sia eccessivo, cioè ci sono sempre degli svantaggi, ci sono dei bias in questa risposta immunitaria. Le donne hanno una maggiore capacità di rispondere benissimo e quindi di sopravvivere meglio e di avere meno tumori, mentre l'uomo, poiché ha questa capacità inferiore di riconoscere, di avere una risposta immunitaria forte, ha più possibilità invece di morire di tumori non riproduttivi. La donna invece, dall'altra parte, poiché ha questa grande capacità di risposta rapida, ha più facilità nello sviluppare patologie di tipo autoimmune. Io vi ringrazio per l'attenzione e poiché siamo a pranzo, la pescatrice possiamo anche ricucinarla e come vedete qui viene un ottimo piatto per chi piace. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Pucillo per questa bellissima panoramica su un tema di grande attualità che ci ha consentito di un po' entrare meglio nei meccanismi proprio che non vediamo, che sentiamo spesso in televisione, quindi tentare di approcciarci ad una materia per nulla facile. Chiedo se ci sono delle domande da parte delle persone che stanno ascoltando, possono palesarsi oppure scrivere nella chat. In ogni caso la cosa che mi viene subito in mente è intanto che il sesso forte, se ho capito bene, siamo noi? Esatto. Beh, dipende. Il problema fondamentale, secondo me, si può anche rigirare la domanda e dire di che morte uno vuole morire. Si vuole morire di un processo autoimmunitario o di un processo neoplastico, perché è l'altra parte della medaglia. Non ho capito. Beh, l'altra parte della medaglia, l'iperfunzionamento del sistema immune nelle donne previene dallo sviluppo di tumori, però favorisce lo sviluppo di patologie autoimmunitarie. L'uomo ha meno possibilità di sviluppare patologie autoimmuni anche per una serie di altri meccanismi che sono legati alla diminuita espressione dell'X e alla presenza dell'Y, però ha più difficoltà nel rispondere alle trasformazioni neoplastiche, quindi i tumori sono più frequenti nell'uomo, le patologie autoimmuni più frequenti nelle donne. Io non ho capito bene una cosa, se posso chiedere e rompere il ghiaccio. Quando hai parlato dell'X che viene dalla mamma e dell'X che viene dal papà. Allora, l'X che viene la donna ha 2X, il papà ne ha uno solo, la donna ha 2X, uno viene dal suo padre, l'altro dalla sua mamma. Quello che viene dalla mamma funziona molto meglio rispetto a quello che proviene dal papà, perché l'ambiente e l'interazione anche con gli ormoni portano all'espressione di molecole di regolazione dell'espressione genica di cui avete sentito parlare nella lezione sull'epigenetica. Cioè l'epigenetica ha un ruolo molto importante, modula quello che è l'espressione genica attraverso meccanismi di mettere dei blocchi sui binari del DNA in modo che venga espresso più lentamente. Nel papà questi sono molto esasperati per il cromosoma X, quindi i geni contenuti nel cromosoma X sono meno funzionali. Nella donna funzionano alla grande. Quando la donna poi vai a seguire quello che dei due cromosomi funziona meglio, è quello che ha avuto da sua madre, quello che ha avuto da suo padre funziona un po' meno bene, però man mano che avanza l'età e trasferisce alla sua progenie i due cromosomi, i cromosomi X della donna trasferiti sono tutti e due uguali, quindi significa che l'ambiente in cui sono stati presenti quei cromosomi sono stati adattati a quello che è il sesso. Ci sono altre domande? Perché a me viene in mente un'altra. Buongiorno, se è possibile vorrei effettuare io una domanda al professore. Questi studi, sì, salve, buongiorno, mi scusi. Questi studi appunto sul sesso, diciamo, forte, come nel caso della donna e dell'uomo, sono stati effettuati, presumo, anche su animali, non solamente sull'uomo. Si presta a varie interpretazioni, sì, sono stati fatti sia nell'uomo, sia in una specie umana, sia in animali. E sono coincidenti, infatti all'inizio ti ho mostrato una tabella, però il punto fondamentale da sottolineare è un altro. Non ho parlato di quello che è la risposta alle terapie, che sono differenti nell'uomo e nella donna, anche le terapie antivirali sono differenti nell'uomo e nella donna. E lì entra in gioco invece la sperimentazione, perché la gran parte delle terapie che vengono applicate
hanno un piccolo problema, sono dosate per il maschio e sono usate nella donna, ma il problema è ancora un altro, è che sono state sviluppate in animali di laboratorio, topi, e in laboratorio solitamente gli animali che sono utilizzati sono femmine, quindi il farmaco si sviluppa nella topina femmina, viene dosato per l'uomo maschio, viene utilizzato nella donna e il metabolismo anche tra uomo e donna è differente, quindi vi è una confusione in quello che è la terapia, diciamo, in quello che gli effetti che le terapie possono aversi, anche perché vi è questa piccola confusione sullo sviluppo, sul dosaggio e sull'utilizzo. Quindi un uomo di 70 kg è anche diverso da una donna di 70 kg, anche per contenuto grasso, quindi la distribuzione del farmaco, la biodisponibilità, il diverso metabolismo, i recettori. Lo stesso discorso di ACE2, ci sono gli inibitori di ACE2, vengono utilizzati nella stessa maniera nell'uomo e nella donna, ma la donna ha un meccanismo di funzionamento di ACE2 che è diverso, ce n'è di più rispetto all'uomo. Ma io ho una domanda, ciao Luciano. Così con risposta semplice. Se uno o una ha una malattia autoimmune, protegge nei confronti del coronavirus? Se uno ha una malattia autoimmune, come si comporta nel coronavirus? Beh, considera che la malattia autoimmunitaria di per sé è un danno, quindi il tessuto danneggiato è meno probabile che possa resistere bene. Quindi se ha una patologia tipo una Guillain-Barré, che è una malattia autoimmunitaria che interessa rene e polmone, il virus trova facilmente maggiore facilità nel causare ulteriore danno. Quindi la malattia autoimmunitaria non è che previene la malattia infettiva, anzi il soggetto è predisposto a complicanze ancora più gravi. E la capacità della donna di avere quel tipologia di risposta che teoricamente spegne le TH1, quindi è meno infiammabile rispetto all'uomo. Io sono maschio, sono meridionale, montanaro e sono altamente infiammabile, quindi sono il peggiore esempio della razza. E quindi in un soggetto come me il virus avrebbe facile sconquasso, ma non perché io abbia già una malattia, ma semplicemente perché ho una predisposizione a fare un'infiammazione molto forte. La donna ce l'ha meno grave, ma se ha una malattia come può essere il diabete, una malattia autoimmunitaria lesiva del polmone, il virus ha più facilità nel creare danno. Carlo, leggo una domanda. Sì, Scusate, una domanda professoressa. in chat, sì? Sì, no, stavo appunto per informare il professore che era arrivata una domanda nella chat. Leggila. Sì, allora professore, questa signora chiede se la madre ha patologie gravi, queste vengono ereditate dal bambino? Patologie gravi, bisogna intendere cose e poi l'eredità. Innanzitutto le malattie, anche quelle autoimmunitarie, sono multifattoriali, ci sono molti fattori che entrano in gioco e quindi sono o molti geni o molte caratteristiche ambientali. Per fare un esempio, rimaniamo nelle donne che hanno una maggiore predisposizione alle malattie di tipo allergiche, c'è una predisposizione, ci sono circa una sessantina diverse di zone del DNA che sono importanti per la predisposizione a, ma non significa che se uno ne ha 2 o 3 è più predisposto rispetto a chi ne ha una sola, perché poi a questo bisogna aggiungere fattori ambientali, la pulizia, l'igiene, l'aver avuto meno risposte TH1, quindi diventa molto più complesso. Se invece sono malattie monofattoriali, cioè legate ad un unico gene mancante, per esempio l'ADA è un enzima che è importantissimo per lo sviluppo del sistema immune. Se il soggetto manca di ADA, il figlio è totalmente immunodeficiente. Questo comporta che se i genitori sono portatori, il figlio diventa immunodeficiente. Ci sono delle malattie che sono legate al cromosoma X, per esempio la mancanza del CD40 ligando, la mancanza totale la può avere solo l'uomo che ne ha uno solo, la donna ne ha 2, quindi uno non funziona, l'altro funziona a posto. In quel caso la mamma può trasmettere al figlio maschio quello che è la malattia, cioè la mancanza del CD40 ligando, cioè sta a significare che quel bambino non farà mai una risposta di memoria nei confronti di un virus, di un batterio, non produrrà mai anticorpi di qualità sufficiente ad eliminare il patogeno. In questo caso sì, è una malattia di tipo monofattoriale, cioè un unico fattore che è coinvolto. Poi logicamente siamo tutti diversi, rispondiamo in maniera diversa ai patogeni, oppure abbiamo una predisposizione differente a malattie o altre.
Ok, e c'è una mano alzata prima di leggere l'altra domanda nella chat. Chi ha alzato la mano vuole comparire così la fa direttamente? Sì, Fabio eccomi. Marroni. Sono Fabio, sono comparso. Allora, avrei due domande abbastanza rapide. Allora, la numero uno è, mi conferma, io siccome ho guardato un po' gli studi di associazione riguardo alla predisposizione alla Covid e non mi risulta di aver notato mai segnali forti di associazione legati al cromosoma X. Quindi immagino che non sia molto frequente che appunto queste differenze siano causa di predisposizione genetica. E poi la domanda 2, le faccio tutte e due insieme, Sì. Così per curiosità, Sì. poiché giustamente i maschi e le femmine hanno diversi livelli di espressione e questi correlano in qualche modo con diversi outcome della patologia, volevo sapere se ci sono degli studi, diciamo, per eventualmente usare RNA interfering su questi potenziali candidati. Allora, innanzitutto ci sono tanti studi sulla correlazione uomo-donna, ce ne sono su Cell, sono su Immunity, quindi sono riviste tra virgolette di classe A, di top gamma, in cui sono differenze di predisposizione alla malattia, di quello che studi fatti quindi sul campo in soggetti maschi e femmine, anche in risposta ai vaccini e alla tipologia di risposte che loro hanno. La donna ha risposte che sono tipicamente più anticorpali, quindi di prevenzione della malattia, ma anche se donne hanno basso livello anticorpale hanno risposte TH1, cioè citotossiche nei confronti di virus più alte rispetto ai maschi, è relato molto a quello che è la presentazione antigenica che è migliore grazie appunto a quella espressione di se mi mandi un'email, io ti giro, cioè un'email di richiamo, io volentieri ti giro gli articoli di interesse. La seconda domanda era quella relativa alla possibilità di utilizzare RNA interference per fare. Sinceramente io fare una cosa, cioè, costerebbe l'ira di Dio. Poi il vaccino è molto più sicuro che fare una cosa del genere. Il RNA interference sono meccanismi che sono abbastanza aspecifici, cioè vanno ad interferire su qualsiasi cellula a quello, quindi tutte le cellule dell'organismo. Quindi non è come dire, io non posso eliminare il virus dell'HIV da un soggetto, sai per quale motivo? Perché è integrato in tutte le cellule, c'è un paziente HIV positivo, ce l'ha in tutte le cellule. Io non posso utilizzare qualcosa che elimini le cellule che ce l'hanno, cioè metto in un crematorio il soggetto e elimino il patogeno. L'RNA interference avrebbe quella caratteristica di andare a interferire su tutte le cellule, quindi non è aspecifico. Il sistema immunitario è la caratteristica che ho cercato di trasmettere, è quello che ogni cellula ha una sua target specifico, va a eliminare solo quello, non ne ha un secondo. Quindi se tu hai un qualcosa che realmente targetizza sul Covid è la cosa migliore, cioè ce l'hai già nel tuo organismo, quindi basta metterlo in funzione correttamente. Il problema delle malattie infettive spesso non è il virus, ma è l'infiammazione esagerata che viene scatenata. Tant'è vero che nei pazienti con SARS-CoV-2 una delle terapie migliori per evitare che essi entrino in terapia intensiva è un anticorpo, il tocilizumab, che è contro un'interleuchina che è un'interleuchina pro-infiammatoria, l'interleuchina 6. Ok, adesso leggo un'altra domanda che ha fatto Ermanno Moscatelli. L'età della madre è rilevante per il funzionamento del sistema immunitario dell'individuo di sesso maschile o femminile? Sì, ma in generale si modifica la risposta immunitaria nell'uomo e nella donna. Certamente le caratteristiche che uomo e donna hanno come sistema immunitario vengono più o meno esasperate. Allora, facevo l'esempio del miliardo di cellule, è un numero casuale, giusto per dare un'indicazione di grandezza di cellule, una diversa dall'altra. Io 1 miliardo di cellule ho. Ogni volta che una di queste cellule viene stimolata a fare una risposta, si espande, diventa per una frazione di un periodo limitato la mia risposta immune di 1 miliardo e 100. Io però non posso fare tutte le volte 100 in più, 100 in più, 100. Poi lo faccio per voi donne. Vi immaginate andare in spiaggia con tutte queste centinaia di cellule ogni volta, la cellulite vi ammazzerebbe, quindi sarebbe un disastro. Allora il sistema immune che tiene conto di queste vostre esigenze, ogni volta che si espande poi si riduce.
si riduce a ritornare a 1 miliardo, però per ritornare a 1 miliardo e conservare la memoria, cioè tenere delle cellule che si ricordano di quelli in un numero maggiore dell'1, deve ridurne qualche altro. Quindi il repertorio, cioè l'insieme di tutti quelli che sono le diversità, man mano che nella vita si va avanti, diminuisce. Cioè una persona anziana si ricorda molto bene di ciò che è stata la sua esperienza immunitaria e quindi molte volte un anziano può rispondere per alcuni tipi di patologi, per esempio l'influenza, no? L'influenza, quando ci sono le varie pandemie, le persone anziane rispondono meglio rispetto ai giovani, fanno delle risposte meno potenti, ma soprattutto le fanno più efficaci, perché ci hanno già un piccolo ricordo di qualcosa di simile che hanno incontrato nel passato e rispondono rapidamente. Il giovane invece deve fare una risposta molto massiva perché è la prima volta che lo vede. Grazie, a me viene soltanto un'ultima curiosità, lo so che è tardi, però me l'hai sollecitata una risposta che hai dato ed era una domanda che avevo in testa. Relativamente alla sperimentazione, per esempio questi vaccini, ma insomma in generale i metodi di sperimentazione sperimentano i vaccini, i farmaci più su cavie umane di sesso femminile o maschile? Teoricamente, allora, innanzitutto i farmaci vengono testati prima, come dicevo, nei topini femmine, poi alcune volte vengono testati a seconda della tipologia nei macachi, per esempio i farmaci l'HIV sono stati testati nei cercopitechi verdi. Nella sperimentazione poi umana si utilizzano due tipi di pazienti per la sperimentazione. Prima sono i pazienti, per esempio gli oncologici, i terminali lo si dà in compassionevole e quindi lì a seconda della frequenza diciamo, della malattia lì c'è poco da discutere sul maschio o femmina. Nel caso invece dei farmaci che vengono sperimentati nei soggetti sani, perché sono i controlli, i volontari, la gran parte sono maschi, si offrono più facilmente perché vengono pagati. Ma quando poi c'è il risultato del test, si mette quanta percentuale di uomini e quanta percentuale di donne? Cioè, anche per esempio questi vaccini di cui adesso sentiamo parlare, sappiamo se sono stati testati più sui maschi o più sulle femmine? C'è il dato è disponibile, Sì. è pubblico? O viene... per alcuni di questi vaccini non c'è neanche il dato dell'efficacia. Diciamo, i dati vengono dati anche percentualmente su popolazioni molto risicate. Faccio l'esempio del Reitera, l'ultimo che è quello italiano, è stato testato su 50 persone. L'app Pfizer non ha ancora pubblicato i dati su quello che è stata l'efficacia, quindi è ancora un po' presto per sapere numeri che sono statisticamente significativi tra uomo e donna, però sicuramente le analisi che poi sono state fatte e pubblicate su campioni tengono conto di queste differenze, cioè ci sono articoli scientifici che trattano delle differenze tra uomo e donna nella risposta, indipendentemente dal numero, o sono numeri comunque abbastanza statisticamente rilevanti da poter dire che quella grosso modo è la tipologia di risposta che ci si può attendere. Va bene, grazie. E allora ti ringraziamo molto per queste spiegazioni e per la tua lezione. Ormai si è fatto tardi e dobbiamo chiudere. Io ringrazio tutte le persone che si sono collegate. Vi ricordo che questo talk, come tutti gli altri, sarà disponibile a brevissimo sul canale Play Uniwood di YouTube, dove c'è tutta una sezione appositamente dedicata al ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Ho anche scoperto che si può fare l'iscrizione al canale e ricevere le notifiche, cosa che mi ha spiegato mia figlia perché non avevo capito. Voglio ricordarvi che la prossima settimana parleremo di tutt'altro. Ci sarà la professoressa Antonella Riem, la direttrice del Dipartimento di Lingue, e ci parlerà di donne e letteratura. Ringrazio tutte e tutti, buon pranzo e buon weekend. A presto.